Allora io ho deciso di lavorare a Venezia, di utilizzare inchiostri ad acqua e di lavorare con la carta, che è il farsi male il più possibile, nel senso che io mi trovo in certe giornate a stampare un colore di un'opera, magari con un'umidità dell'80%, il giorno dopo con un'umidità atmosferica del 60% a stampare il colore successivo e mi trovo il foglio di carta che si è ridotto di qualche millimetro rispetto al giorno prima. Questo all'inizio mi dava un po' di preoccupazione, di ansia, invece ho così deciso e accettato questa cosa, pur mantenendo sempre un'attenzione alla precisione, però anche questo rientra un po' in un pensiero di artigianalità, di seguire i ritmi, di seguire quello che la natura quel giorno ti offre e accettare anche alcune imprecisioni